Valutazioni, priorità e proposte per il rilancio del Veneto. In 7 pagine le associazioni imprenditoriali di Confindustria, Confcommercio, Confartigianato e Coldiretti, con le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL, hanno messo nero su bianco il quadro del futuro Veneto. Un futuro obbligatorio se si vuole lavorare insieme per tentare di uscire dalla crisi. Un vero e proprio documento di sistema che il governatore Zaia, insieme agli assessori Ciambetti e Donazzan, ha letto attentamente. Noi oggi abbiamo offerto alla Regione un terreno che, se vuole, può perseguire, forse facendo meno annunci e più fatti, perché questo Paese purtroppo vive di molti annunci. E il riferimento alle slide di Matteo Renzi è evidente, ma il patto lanciato oggi in qualche modo può andare proprio in parallelo col lavoro del governo. Siamo consapevoli che facendo questa parte togliamo quella che può essere oggi proprio da parte di Renzi la critica nei confronto di chi noi rappresentiamo, cioè quasi che fossimo dei mammut o delle statue su cui dobbiamo sempre dire di no. Noi vogliamo il futuro del Paese, non certamente ci interessa molto quello che è già stato fatto. Non è certo secondario l'elemento dell'unità di intenti raggiunta da sindacati e parti datoriali, così come non lo è l'invito al coraggio più volte ribadito verso la Regione. Quelle che vengono chieste sono innovazioni radicali, scelte strategiche, magari dolorose ma lungimiranti, una governance dei processi da attuare capace di raccogliere consenso sociale e dove i lavoratori siano il punto centrale assieme alle imprese. E sulla base di questo fare tutte quante quelle azioni di riprogrammazione delle politiche di settore che implementino la capacità produttiva e la capacità di generazione di lavoro che sono necessari. Ma quindi quali gli asset di domani? Eccoli, il nuovo manifatturiero, un turismo evoluto, la piattaforma logistica, l'innovazione di terziario e servizi, un territorio messo in sicurezza. Fondamentale una progettualità nella finanza agevolata attraverso l'operatività e gli strumenti di Veneto Sviluppo, così come una programmazione attenta dei diversi fondi strutturali europei, dove si trovano le uniche risorse consistenti davvero utilizzabili in futuro.